Ed è iniziata Clivense Pescantino settimo, valevole per la 15ª e ultima giornata del girone d'andata. Avanti per Antenucci, dietro Venitucci, il tiro! Tempo la punizione dal limite per il Pescantina, la battuta, il tiro e la parata da parte di Pavoni, dentro la palla rimane lì, allontana dall'area, qui però ottimo l'intervento da parte di Filippo Pavoni. Qui singolare la disposizione del Pescantina, tutti sulla linea di porta, vedremo lo schema con giocatori che poi andranno verso il centro, pallone dentro e attenzione qui il pallone che in qualche modo per fortuna non entra, arriva Mamoudou ma non riesce a intervenire, attenzione il pallone arretrato, il tiro, ora Tenucci qui prova a metterci il pallone ma finisce a terra e l'arbitro porta il fischietto alla bocca, non c'è nessun minuto di recupero come avevamo ipotizzato, quindi tutti negli spogliatoi a bere un tè caldo. Il primo tempo fra Clivense e Pescantina finisce 0-0. Richiello prova a combattere con l'avversario, entra in area Richiello, il tiro! Richiello, limite dell'area, Richiello, traversone in mezzo, arrivano in due! Ma né Polo né Florian qui riescono a deviare il pallone. Florian 1 contro 1, Florian se la sposta, traversone in mezzo, arriva la parata, arriva Cordioli! Florian largo per Polo entra in area, Polo il tiro! Attenzione, no, si alza la bandierina, è fuori gioco. Vediamo questi ultimi minuti, nel frattempo Polo recupera il pallone, Polo in mezzo per il numero 17, qui Cibin che ha provato ad andare al tiro, anche tamponato da un avversario. Florian, la rincorsa, la parata da parte di Boschini. Scaraventare questo pallone al centro dell'area dove però c'è il difensore del Pescantina che allontana, arriva Bragagnolo, la palla viene allontanata nuovamente e arriva adesso il fischio da parte del direttore di gara a sancire questo pareggio per 0-0 fra Clivense e Pescantina settimo.